campo principale di oggi, lo stadio Braglia. Per Modena Pescara c'è Massimo Barchesi. E buon pomeriggio dallo stadio Braglia, giornata primaverile, sole e temperatura di 22 gradi, clima che si preannuncia caldo anche in campo perché la posta in palio è altissima. Il Modena è pienamente coinvolto nella zona retrocessione, occupa la terzultima posizione insieme a Lanciano, Latina e Salernitana. In questo momento giocherebbe i play-out con i campani. La restituzione di 3 punti a Lanciano è un calendario difficile, ricordiamo venerdì la chiusura della stagione regolare per il Novara, per il Modena a Novara. Sono tutti fattori che complicano e di molto il cammino degli emiliani verso la salvezza, e il Pescara è forse l'avversario peggiore da affrontare in questo momento, visto che ha vinto 6 delle ultime 7 partite e punta a consolidare il terzo posto, fondamentale per affrontare da favoriti i playoff che assegneranno la terza promozione. Le formazioni, assenze pesanti a centrocampo nel Modena, con il tecnico Cristiano Bergodi che deve rinunciare allo squalificato Giorico e all'infortunato Bellingheri. Bergodi che tra l'altro è un ex, visto che ha iniziato la carriera di calciatore proprio al Pescara, restando in Abruzzo dall'80 all'89 prima di passare alla Lazio, e poi ha allenato gli abruzzesi in Serie A dal 20 novembre 2012 al 3 marzo 2013. 4-3-1-2 il modulo scelto dal tecnico giallo-blu. Modena in campo con Manfredini in porta, in difesa il giovane ghanese Besea, poi Gozzi, Marzorati e Rubin, a centrocampo Nardini, Osugi e Bentivoglio, in attacco Mazzarani che ha girato a trequartista alle spalle di Granoce e Lupi. Per quanto riguarda il Pescara di Massimo Oddo, Oddo schiera la sua squadra con lo stesso modulo degli avversari, 4-3-1-2, in porta Fiorillo, linea difensiva formata da Vittorini, Fornasier, Zuparic e Zampano, a centrocampo Memusciai, Torreira e Verre, in attacco Benali alle spalle di Caprari e del bomber Lapadula, il capocannoniere del campionato con 24 gol. Dirigerà Pasqua di Tivoli, 67esima presenza per lui in Serie B. A Modena ci sono circa 7.000 spettatori, 500 dei quali giunti da Pescara, terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni a Te Corsini. Il gruppo è compatto, l'andatura Bentivoglio, il Modena in vantaggio, attenzione Brughini, siamo al 7° minuto, Modena 1 Pescara 0, Te Brughini. Modena Pescara. Gol strepitoso poco fa realizzato da Simone Bentivoglio, il secondo per lui in campionato. Conclusione al volo di collo pieno da oltre 25 metri, pallone che si è insaccato alla sinistra di Fiorillo che nulla ha potuto. Conclusione violentissima e assai precisa, quella dell'ex giocatore della Sampdoria, del Chievo, del Padova e del Brescia. Davvero un gol bellissimo quello realizzato da Bentivoglio, che porta in vantaggio il Modena, che aveva sofferto il Pescara in questi primi minuti di partita. Al primo tiro in porta la squadra di Cristiano Bergodi ha fatto centro, e che tiro, davvero spettacoloso il gol di Bentivoglio. Siamo al 19esimo, 1-0 in favore del Modena sul Pescara, ma pochi secondi fa colossale palla gol fallita da Gianluca Lapadula per il pareggio del Pescara. C'è stato un cross dalla sinistra di Benali, pallone che ha scavalcato Marzorati, colpo di testa di Lapadula appostato all'interno dell'area di porta, prodezza del portiere Manfredini che ha salvato il Modena. Davvero ghiottissima l'opportunità da gol avuta dal capocannoniere del campionato. Il Pescara ora sta reagendo con veemenza dopo la rete subita, pallone per Benali, area di rigore, la girata, ancora calcio d'angolo. Sentiamo da Massimo Ghirotto. Caprari, il pareggio del Pescara al 35esimo minuto, il pareggio di Caprari 1-1 tra Modena e Pescara. Siamo al 35esimo minuto, Giro d'Italia. E dunque da un minuto il Pescara è pervenuto al pareggio con la rete numero 13 in campionato di Gianluca Caprari. Seguiamo il colpo di testa di Granoce con il pallone che scivola via oltre la linea di fondo campo alla sinistra di Fiorillo. Colpevole la difesa del Modena nella circostanza, che ha lasciato troppo spazio a Caprari. Difesa del Modena che si è aperta clamorosamente. Caprari ha sfruttato lo spazio centrale e dal limite ha caricato il destro, pallone che si è insaccato alla destra del portiere del Modena Manfredini. Ripresa iniziata da 40 secondi, Modena 1 Pescara 1. Ricordiamo al 7° Bentivoglio, al 35esimo Caprari. Vediamo subito il Pescara, Zampano, area di rigore, pallone dentro, Benali all'altezza del dischetto di rigore, la prima conclusione, la seconda rete, la rete del Pescara che si porta in vantaggio al primo minuto
della ripresa con Benali. 2-1 per il Pescara che capovolge la situazione, si rimpossessa nuovamente del terzo posto che era sfuggito per qualche minuto alla formazione di Massimo Oddo. Situazione ora drammatica dal punto di vista sportivo per il Modena, che in questo momento sarebbe retrocesso. Dunque inizio sorprendente di questo secondo tempo con il Pescara che si è portato in vantaggio con il gol realizzato da Benali, il quarto gol per il libico ex Brescia. 2-1 per il Pescara. Due parole su un primo tempo bellissimo, con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, impreziosito dalle due perle di Bentivoglio. Gol meraviglioso il suo al volo di sinistro da 20 metri, e poi il pareggio di Caprari, favorito anche da un evidente errore della difesa del Modena, che si è letteralmente aperta e ha consentito a Gianluca Caprari di colpire al limite dell'area di rigore. Ora Benali subito in apertura di ripresa al secondo tentativo. Il libico ha fatto centro, siamo al secondo della ripresa e il Pescara è in vantaggio sul Modena per 2-1. Linea Trapani di Micai. Dunque Lupi, il pareggio del Modena al sesto della ripresa. Modena 2 Pescara 2. Teccarafa. Cagliari 1 Salernitana 0. Salamon il marcatore all'11° minuto, e adesso torniamo a Modena. E il risultato del Sant'Eliano, ottima notizia per il Modena, altalena di emozioni qui al Braglia in questo avvio di ripresa. 2-2 tra Modena e Pescara. Vi abbiamo raccontato in diretta il gol del 2-1 del Pescara realizzato da Benali, che ha fatto centro al secondo tentativo spedendo il pallone all'incrocio dei pali. Poi il pareggio di Lupi, ma seguiamo ancora il Modena. Eccolo Lupi, anticipato di un niente da Fornasier, alimenta però l'azione per il Modena a Besea, all'indietro per Osugi. Allora il gol del 2-2, c'è stato un cross dalla destra di Nardini, grave errore della difesa del Pescara. Lupi posizionato sul secondo palo di testa ha piazzato il pallone alla destra del portiere del Pescara, Fiorillo, assolutamente indisturbato. Il nono gol in campionato, quello realizzato da Davide Lupi, ex giocatore del Sassuolo. Può veramente accadere di tutto in questa partita, perché il Modena ha ritrovato coraggio, ha vissuto 5 minuti terribili nei quali il Pescara poteva colpire nuovamente dopo il gol del 2-1 realizzato da Benali, un gol che sembrava aver piegato le gambe ai giocatori del Modena, che hanno avuto invece la forza di rianimarsi immediatamente e di trovare il gol del pareggio con Lupi. Linea allo studio. Il Pescara in vantaggio, attenzione Corsini, il Pescara in vantaggio. C'è stata una punizione battuta da Caprari, il pallone ha toccato il palo, poi si sono catapultati sulla sfera la Padula e Benali. I giocatori del Modena vogliono un tocco di mano e dunque attendiamo un attimo, perché forse c'è stato un tocco di mano di la Padula, che era posizionato sul secondo palo. Vediamo qual è la decisione dell'arbitro e anche del guardalinee. Tutti i giocatori del Modena sono intorno al direttore di gara, che sembra aver convalidato il gol. Dunque il Pescara in vantaggio, si riporta in vantaggio al 19°. L'ultimo tocco è stato del capocannoniere Gianluca Lapadula e sono 25 per lui in campionato, 19 sul cronometro. Il Pescara torna in vantaggio 3-2 sul Modena in una partita rocambolesca. Qualche istante fa il Modena aveva avuto a sua volta il pallone del 3-2 con la conclusione di Lupi, terminata di poco a lato, a sfiorare l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Manfredini. Poi Cristiano Bergodi, il tecnico del Modena, ha sostituito Granoce con Stanco e l'attaccante uruguaiano l'ha presa a malissimo, ha rivolto qualche parola di troppo al tecnico del Modena, che lo ha sentito. Ne è nato un diverbio. Attenzione al Modena, colpo di testa di Stanco, blocca a terra Manfredini, ne è nato un diverbio tra i due, poi è tornata la calma con Granoce, che sta assistendo seduto in panchina il confronto. Dunque facciamo ordine, siamo al 20° della ripresa, il Pescara è nuovamente in vantaggio sul Modena per 3-2. la rete, il tocco di Gianluca Lapadula. Linea Trapani. Il Pescara ha realizzato il quarto gol con Memushai al 30°
36esimo della ripresa, Modena 2, Pescara 4. A te, risultato importante per il Pescara questo gol del 2-2 del Brescia, il Pescara che consolida il terzo posto ed ora sembra essere un affare a due tra Pescara e Trapani, col Trapani che però andrà a giocare a Bari venerdì prossimo. Dunque 4-2 per il Pescara che sembra aver chiuso i giochi, combinazione perfetta tra Lapadula e Memusciai. Il capitano del Pescara si è presentato a tu per tu col portiere del Modena Manfredini e lo ha scavalcato con un tocco morbido. Gol dunque di Memusciai, 11° gol in campionato realizzato dall'albanese. 4-2 per il Pescara e situazione sempre più critica per il Modena che, lo ricordiamo, tra l'altro sta giocando in 10 uomini per l'espulsione avvenuta nel corso della ripresa esattamente al 28° minuto di Marzorati, espulsione arrivata per doppia ammonizione. Nel Pescara c'è in campo anche Pasquato al posto di Torreira. Entrambi gli allenatori hanno esaurito le 3 sostituzioni a loro disposizione. Siamo al 39° della ripresa. Modena 2, Pescara 4. Quinto gol del Pescara, ancora Lapadula. Modena 2, Pescara 5 ed è anche questo il risultato finale. Ha stravinto il Pescara al Braglia 5-2 sul Modena. A te Filippo Corsini. Allora un momento, fra poco ti richiamerò per un commento, ma sentiamo per questo commento Massimo Barchiesi su questa vittoria schiacciante del Pescara a Modena. Una vittoria schiacciante, ma un risultato che penalizza oltremodo il Modena, che è rimasto in partita fino al 18° della ripresa, o meglio fino al 20°, fino a quando le due squadre erano 11 contro 11. Poi chiaramente la formazione di Bergodi ha ceduto alla distanza. Pescara brillantissimo nella seconda parte della gara. Ricordiamo la successione dei gol nel primo tempo: era passato in vantaggio il Modena al 7° minuto con Bentivoglio, il pareggio del Pescara al 35° con Caprari. Nella ripresa, subito dopo 60 secondi, il gol del 2-1 per il Pescara realizzato da Benali. Poi il pareggio del Modena al 6° con Luppi. Al 18° il gol che ha cambiato definitivamente la partita con il tocco di petto di Lapadula. Poi in realtà c'è stato anche un tocco di Benali, ma probabilmente quando il pallone aveva già oltrepassato la linea di porta, e l'esultanza sfrenata di Lapadula francamente lascia pochi dubbi sulla paternità del gol. Poi al 36° Memusciai per il 4-2 e all'ultimo istante, al 48°, all'ultimo secondo di recupero, il quinto gol realizzato da Gianluca Lapadula, che dunque sale a quota 26 nella classifica dei cannonieri, e il Pescara ad un passo davvero dalla conquista del terzo posto al termine della stagione regolare. Il finale dal Braglia con il Modena che è un po' più di fiducia dopo il risultato anche del Lanciano, che si è fatto rimontare dalla Ternana, e della sconfitta della Salernitana a Cagliari. Dunque si giocherà le chance per evitare retrocessione e play-out negli ultimi 90 minuti al Silvio Piola contro il Novara. Il finale dal Braglia con il Pescara che ha battuto il Modena 5-2. A te Filippo Corsini.